Bene, abbiamo il piacere oggi di avere con noi Massimo Zanon, che è il presidente di Confcommercio Veneto. 3 temi all'ordine del giorno della nostra conversazione: la questione autonomia, il post elezioni politiche e la sempriterna discussione sul futuro del commercio, in particolare sul rapporto tra grande e piccola distribuzione. Detto ciò, partiamo dal primo, partiamo dall'autonomia. Cosa vi aspettate? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che in breve tempo e anche nel momento in cui il governo stava per finire o perlomeno si andava al voto giorni dopo, qualcosa si è iniziato a scrivere, lo si è iniziato a scrivere su una area molto più ampia, non solo del Veneto, quindi anche la Lombardia e anche l'Emilia. Questo secondo noi è importante per iniziare a fare massa critica, per avere un paese che non deve essere a più velocità ma che deve essere messo in condizione di poter competere al meglio con i mercati di riferimento, e quindi il Veneto che va e porta a casa qualche risultato rispetto alle autonomie che sono sempre poche mentre le incombenze sono molte, per noi è lo stimolo a immaginare che nel futuro aggraverà un po' meno nel peso del gestire la regione, quindi va anche a sgravio delle famiglie e delle imprese, qualche possibilità di essere più competitivi ed essere più capaci anche di esprimere non in risorse passive ma in risorse attive i veri investimenti necessari. Ma in particolare cosa vi aspettate? Meno imposte? No, un po' di meno burocrazia decisamente sì, facilità di accordi rispetto ad oggi su chi comanda su alcuni temi. Oggi c'è sempre una battaglia completa tra il governo centrale e la regione, per cui alla fine non ci sono neanche le risposte e non si sa neanche di chi è la colpa. Poi c'è la necessità innanzitutto di ripensare un paese che deve essere messo nelle condizioni di accogliere le nostre grandi possibilità turistiche, quindi progettare e iniziare a ragionare non più ad occhio ma su un progetto molto più ampio e molto più competitivo. La paura nostra è che se continuiamo ad essere dilettanti, nel frattempo altri che in questo momento hanno lasciato il passo per motivi diversi e quindi il turismo è rientrato dai nostri confini, noi questa occasione la sprechiamo. Dall'altra parte dobbiamo anche prepararci ad accogliere un turismo maggiormente pretenzioso, maggiormente diciamo, di nicchia, perché per fare tanti milioni non possono essere solo milioni di presenze mordi e fuggi, ma ci deve essere anche chi valorizza al massimo le nostre bellezze, le nostre qualità, le nostre competenze. Questo non sempre avviene e quindi parliamo di grandi numeri, ma spesso questi numeri non sono di grande soddisfazione. In questa prospettiva come state vivendo la fase post-voto? Con preoccupazione? Credo sia corretto essere molto preoccupati, perché qualsiasi sia la soluzione è una soluzione che vede forse ancora un periodo abbastanza lungo di transizione. Noi avremo bisogno di un paese che ha la possibilità di progettare il proprio futuro a lungo e se non altro a medio termine, e di conseguenza sapere che ancora le cose possono essere fatte, se verranno fatte, non però nella tranquillità di poter avere un mandato su cui impegnarsi finalmente a pensare al paese, non solamente alle botteghe dei partiti. Questo ci preoccupa. D'altra parte l'elettorato ha dato questo risultato e su questo noi ci dobbiamo, come tutti i cittadini, misurare. Ma c'è qualcuna delle 2 compagini diciamo, maggioritarie, centrodestra oppure 5 Stelle, che ha delle idee che vi preoccupano dal punto di vista del commercio, per il commercio? Ma se guardiamo quello che è emerso nel dibattito elettorale, sicuramente potremmo essere tutti preoccupati guardando da una parte o dall'altra alcuni slogan o alcune possibilità di appeal rispetto al popolo che poi ha votato. Se guardiamo invece e immaginiamo che chi va al governo dal giorno dopo non può più pensare alla campagna elettorale, ma deve iniziare a ragionare su numeri e su obblighi che nel frattempo già abbiamo in piedi, non è che possiamo buttare a mare tutto quello che è ormai consolidato, ma probabilmente è giusto che tutto questo possa essere rivisto, possa essere anche ricondizionato o addirittura a livello europeo si vada a fare nuovi accordi, ma in questo momento bisogna dare un dato tempo perché questo possa avvenire. Quindi noi siamo dell'idea che chi deve governare non va più in campagna elettorale, deve fare delle scelte. Le scelte che ci preoccupano è che si dia ancora ai cittadini delle nuove imposte
i cittadini sono i nostri consumatori, sono la nostra vera risorsa che abbiamo nel mondo delle imprese, del commercio, del turismo, dei servizi, e non possono meritarsi in nessun caso nuovi balzelli da parte di uno Stato che nel frattempo comunque ha il calendario da rispettare. Quindi la vostra preoccupazione non è diretta per quanto riguarda le idee sul futuro del commercio, ma è di riflesso per quelle che possono essere alcune scelte che saranno operate e che quindi toccano le tasche. Fanno parte della stessa medaglia. Da una parte, se non abbiamo il fruitore, se non abbiamo chi è interessato all'acquisto, noi non abbiamo attività. Dall'altra parte, se ci penalizzano ancora le imprese, non saremo più noi in grado di poter dare un servizio, perché molte delle nostre dovranno ancora una volta abbandonare la battaglia, la quotidianità. Negli ultimi anni chi ha perso le attività moltissime, sono state accelerate le uscite dal mercato proprio da una competizione che non ha lasciato più nulla al caso, ma che però è senza regole, quindi noi ci auguriamo che d'ora in poi si faccia tesoro di questi errori. Uno Stato deve proteggere il grande e il piccolo e nello stesso tempo deve mettere in condizioni di pagare il giusto e non di pretendere a prescindere. L'impressione è che il dibattito che ha animato, voglio dire, l'opinione pubblica per molto tempo, cioè il contrasto fra piccoli negozi, centri storici e grande distribuzione, oggi sia perlomeno nel Veneto, insomma, un po' sopito. Forse perché da un lato cioè nessuno sta parlando più di costruire ancora centri commerciali, ce ne sono a sufficienza e forse anche troppi, dall'altro probabilmente il commercio si è rigenerato e oggi mi pare che i centri storici stiano vivendo un nuovo momento di vivacità. È un'analisi corretta? In buona parte sì, ci aggiungerei qualcos'altro, tipo l'aspetto che un anno fa era ancora meno marcato di oggi e 5 anni fa non lo era. L'opinione pubblica ha iniziato a immaginare che se il degrado dei centri storici continuava ad essere con la stessa intensità degli ultimi 10 anni, fra pochi anni non avremmo più avuto una luce accesa in nessuna città, neanche quelle più prestigiose. Quindi oggi c'è più attenzione, c'è anche un certo diciamo così, viaggio che non facciamo più in maniera isolata, ma lo troviamo compagnia molto facilmente, perché si è capito che quella che era la nostra voglia di proporre un modello diverso rispetto solo alla grande distribuzione non era una battaglia di parte, ma era una battaglia che aveva molti più contenuti. Le città sono da sempre la nostra entità, sono la nostra occasione di poter avere un qualcosa che offra, oltre che al fatto strettamente commerciale, una capacità di incontro tra le varie componenti sociali di ogni comunità. Il comune, inteso nella vecchia maniera, il campanile, potevano essere visti come un qualcosa da superare, ma nello stesso tempo i servizi che questa parte pubblica legati al mondo che ci amministra non è che non devono più essere fatti, quindi la vicinanza dove si possono trovare sia i servizi commerciali sia le attività di corredo e sicuramente tutto quello che è la possibilità, la necessità di colloquio tra pubblico e privato. Questo da sempre lo hanno fatti i centri. Quello che era nato e quello che era una grande spolverata di grandi centri commerciali hanno dimostrato che a lungo andare il contenitore non teneva più ed è superato il limite. Dall'altra parte è cambiata anche la voglia e la capacità di spesa da parte dell'opinione non solamente di qualche italiano ma della stragrande maggioranza, per cui i consumi si sono trasformati e il centro commerciale e il piccolo negozio oggi vivono un'ulteriore sfida, che è quella di dare le cose che la gente vuole e non continuare a immaginare che basta riempire il carrello della spesa. Quindi la selezione dei prodotti, la qualità, il giusto prezzo, la gentilezza è quella che vince magari di più, la presenza delle persone nel piccolo, un po' meno nel grande. E poi tutti abbiamo lo spauracchio, ma che secondo me non lo dobbiamo vivere come qualcosa di distante da noi, lo possiamo in qualche modo cavalcare, che è il mondo dell'e-commerce. Sull'e-commerce oggi il grande e il piccolo possono giocare la stessa partita, evitando però
di immaginare che il piccolo possa battere il grande. Sono due mondi su cui ci si può convivere evitando di essere tagliati fuori per quell'aspetto, perché è assolutamente vero che è ancora minima la quota di fatturato che viene espressa dal mondo dell'e-commerce, ma comunque ogni anno tende ad aumentare e quindi toglie un po' di spazio al commercio tradizionale. Grazie a Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto. Devo dire che la visione è di prospettiva. Buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Grazie.